il capo, il PM sovrano, le chiacchiere stanno a zero, sono i fatti che contano. Milano, 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 Milano. Patteggia l'autista del SUV, 1 anno e 11 mesi con la condizionale per lo scontro tra un bus in corso di Porta Vittoria. Ma il PM sovrano chi è? È la scientifica, la fantastica Cecilia Massaena. Osanna, lunga vita alla dea più dea della giustizia italiana. Buon Natale a tutti, agli italiani, buon Orinale, che vuol dire buon super bagno pitale, fetale. Ehi, mettetela come volete, ma la centrale del malaffare è a Milano. Coppola o cupola quell'orinale che si ostinano a chiamare tribunale. I politici non contano un cazzo. E voi, galline, capponi, starnazzate, vi beccate l'un l'altro. 27938/04 e poi, signor Babbo Natale, ritiri questo numero, lo consegni a Caronte, ritorni a dormire. Ehi! Quell'Italia infernale che si vede solo nei TG di Giancarlo Perna. Ehi, niente in confronto all'Italia infernale vera, reale, di 27938/04 e poi sai, italiani, e che so sordi. Federico Rossotti, a chi è? Comunque, Federico Rossotti in bacheca di tanti auguri di buon Natale. Facebook dice si vis pacem parabellum. Se vuoi la pace prepara la guerra, mi sembra, no? Dice, e poi continua. Dice, si visi pacem parabellum, dice, i negri a morte e con loro tutti gli immigrati dal cazzo. Ehi, se lo sentono il re e la regina d'Italia, 27938/04 e poi, il re è il Ruscio Silvio Biascio, meridionale d'Italia. La regina Narcisa Zarasti, niger, becchina, portinaia in tilt, coi coglioni, eccetera, eccetera. Isabelita Russo da Milano for Queen, i truci in galera in manicomio, 27938/04 e poi il bastone va al cittadino, ovvero a Grande Vecchio. Chi sono i truci? Nomi e cognomi dei truci doc. Ma sarebbe meglio si autopresentassero. Su, signori truci, non siate timidi. Ucci, sento odor di lupacchiucci. Non si accettano auguri. Ritorno al mittente. Inviateli alla sindaca stellare di Milano che girerà ai 2 manga presidenti d'Italia, 27938/04 e poi il buonismo dice proprio non lo sopporto, l'anima me la supporto da me. Abolire la magistratura o il Parlamento, una delle due tenaglie deve saltare, o gli italiani poco alla volta ne saranno tutti stritolati, oggi a me e domani a te. Brunetta, che dice Brunetta? Dice, il bastone va al cittadino, 27938/04 e poi il Grande Vecchio ha detto che da giovane vuole fare il cittadino e che vuole chiamarsi Caronte, Laila Aumaum, giudice universale. Un calcio negli stinchi e un pugno sui denti a Laila Aumaum. Dice, me ne ha dati 1000, indietro alla -1, 27938/04 e poi adesso i pugni e i calci toccano ai questurini d'Italia, ai togati d'Italia, agli avvocati d'Italia, agli amministratori condominiali e non d'Italia, all'Italia.
alla feccia d'Italia, insomma. Ehi, dice, prima incassano, poi tramano, gli anti-cav di Paolo Bracalini. Ehi, prima incassano, poi tramano, prima tramano, poi incassano, poi tramano, poi incassano. Ecco, gli antirusso, cara mia, di 27938/04, e poi quando la smetteranno di spacciare Berlusconi o altri per russo, cara mia, sarà sempre tardi. Attenzione, attenzione, i pedofili d'Italia tramano, vogliono rapire il bambinello, 27938/04, e poi atto numero 1, sacra notazione Pacquolia da Questura di Milano, Ufficio Prevenzione Generale. Attenzione, fino a quando quell'atto sarà sacro, benedetto, l'Italia sarà profana, maledetta, e cioè Italia. L'Italia è rovista anche nella spazzatura, nei cassonetti, per trovare qualcosina da usare. Contro la russocremia, naturalmente. Alla ricerca del santo Braille. Ancora nemmeno un avviso dalla sindaca stellare di Milano. Niente. La posta, per russocremia, naturalmente, non si sposta. Resta in mano agli spostati. Invitano a spostarsi con i mezzi pubblici. Invitano a non usare l'auto, lor signori. Vanno in auto. Ecco, fate come vi dico, ma non fate quello che faccio. Capritta con la chitarra elettrica, a parte questo, dice. Ancora, dice, un po', dice, questione di giorni o settimane. Dice, dipende dal tempo che riesce a trovare tra una pappina e l'altra. I trovatelli, se non mangiano, i questurini d'Italia adesso ti minacciano, ti intimidiscono, ti attaccano alla luce del sole e anche davanti a testimoni. L'impunità rende l'umano. Ma no, ma non sono umani, un misto tra il verme, il tubero e il... dice, è tutto io devo dire, è tutto io devo fare. Dice, il contenuto degli alberelli postiamolo qui. Infatti, è qui. Ecco, dice, bisogna vocalizzare il pubblicato sugli alberelli. Dice, uno è di grande vecchio, dice, li dice brevi, ma... I nomi degli autori dei commentini sul cartaceo o sul Live Music Mail. Non pubblico, dice, i migliori, i primi che capitano, possibilmente i peggiori. Dice, quelli di Senora mai ci fa ombra, quasi mai, qualche volta sì. E ricordo che, per sapere che vento tira, basta osservare la regina d'Italia, Narcisa Zarasti, ovvero la portinaia coi coglioni, la bomboletta in tilt, la becchina. Da del ladro, del pazzo, dell'ignorante, eccetera, un po' a tutti. Ecco, si guarda allo specchio. Gli italiani sono fatti così, in loro ci vedono gli altri. Da notare che la regina d'Italia è Neger e fanno la guerra agli immigrati. E il re d'Italia è il Ruscio Silvio Biascio. Abbiamo detto tutto. I portavomiti sembra siano spariti. La sola stellina. Sarà mica frollata, folletta, folle in folle. Una stellina scagliatartaglia, in divisa, in toga, in giacca e cravatta, in tuta, in grembiule. Che cazzo di stelline è?
Ne ricordo, dice, quante storie riferito a quello. Dice, quante storie per qualche graffietto. Dice, e poi il Tartaglia era uno psicolabile, mica un esponente delle forze dell'ordine come quelli che in branco 27938/04 e poi Aldrovandi, Bianzino, Rasman, Frapporti, Cucchi, Sandri e tanti altri. Che dire di più? Buon Natale a tutti, agli italiani, buon Arinale. Dice, quanto odio l'ipocrisia, il volersi bene a tutti i costi quando non costa nulla, quando davanti ti tintinnano il campanello, alle spalle ti piantano il coltello. E poi... no, dice, resta così, chiuso.